Rischia una condanna ad almeno 5 anni di reclusione il 38enne di Castelfranco Veneto che si è costituito alla polizia stradale ieri a mezzogiorno, accompagnato dal suo avvocato difensore, ammettendo di essere stato lui sabato sera a investire e uccidere in via Carpani un'anziana di 74 anni di Rossano Veneto, Graziella Geremia. La donna era al braccio della figlia, stava attraversando la strada per andare a trovare una cugina quando è stata investita da una Fiat Grande Punto grigia che si è poi dileguata. Mentre le due donne venivano soccorse, la pensionata ormai priva di vita, la figlia ferita e sotto shock, è scattata la caccia al pirata con la polstrada che ha immediatamente ricordato all'automobilista chiunque fosse che presentandosi spontaneamente al comando avrebbe evitato l'arresto e conseguenze ancora peggiori di un'accusa di omicidio stradale con fuga. E così è stato. Il 38enne si è presentato al comando di Treviso accompagnato dal suo legale, venendo denunciato a piede libero. Potrebbe esserci stato un sorpasso ad alta velocità all'origine del sinistro. L'auto è piombata improvvisamente sulle due donne. Le scarpe della 74enne sono volate a decine di metri. Sul posto frammenti di carrozzeria che avrebbero potuto incastrare il conducente fuggito via e vista l'ora tardo pomeriggio anche diverse testimonianze oltre ai filmati delle telecamere di videosorveglianza.